Il segno più campeggia nei numeri. Posti letto salvi nel RUS 6 Euganea, che alla fine nel complesso avrà, in base alla programmazione regionale sottoscritta dalla Giunta Zaia, 1318 posti letto ospedalieri, 270 nelle strutture territoriali. Il segno più si registra per Piove di Sacco, dove addirittura ci saranno 2 primari in più. Segno più a Campo San Piero, 3 primari in più, qualche posto in meno a Cittadella, posti in meno rispetto alla programmazione, in più rispetto alla ricognizione fatta dalla Regione a Schiavonia. Un cambio di passo, spiega il direttore generale Domenico Scibetta. La programmazione ha reso coerente il sistema sanitario ai bisogni che sono continuamente in evoluzione, a una programmazione che vede sempre più una concertazione tra strutture ospedaliere e territoriali. Le principali novità sono il rafforzamento di sicuro di tutte le strutture intermedie territoriali, addirittura al di sopra dei parametri stabiliti dello 0,6 per 1000. 0,74 per 1000 lo standard di posti letto disponibili a Padova per le strutture intermedie. Acuti in ospedale, via le lungodegenze, cronicità al territorio grazie a ospedali di comunità e strutture intermedie. Andando caso per caso, per il Sant'Antonio di Padova al via i 2 anni che porteranno al passaggio in azienda ospedaliera. Non c'è mai stato un declassamento del Sant'Antonio, mai, neanche nelle prime versioni delle schede ospedaliere. Il Sant'Antonio è stato giustamente programmato a far parte di un polo ospedaliero in funzione di come la sanità padovana sta cambiando. Nulla si modifica per Abano, spiega il direttore generale, struttura chiamata, come tutte, a essere valutata ogni 2 anni in base alla legge nazionale. La volontà politico-amministrativa è stata espressa, adesso il via all'attuazione del piano che dovrà essere messo nero su bianco nei prossimi 3 mesi.